Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Da come avete visto il titolo, oggi parleremo di un mondo migliore. Ma prima di fare questo, il vostro Marietto vi chiede di iscrivervi al canale di Legata Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e anche in Telegram, dove nel gruppo dei Magici Arcieri Bertoldini alle 20:30 il Legata Marietto Veneziano coadiuvati da Milas tengono un percorso esoterico gratuito in cui si parla di Cabala, ermetismo e quant'altro. Se volete lasciare anche un commento sotto la descrizione dove potete trovare il link per poter accedere a questi gruppi, il vostro marietto è contento. E se vi scappa anche un super like, ancora meglio. Bene, parliamo un po' anche del fatto che alle 21:30 dopo i Magici Arcieri Bertoldini De Garda fa le sibille gratis nel suo canale, quindi siete tutti invitati anche lunedì dopo il gruppo Magici Arcieri Bertoldini a unirvi a De Garda per le sibille gratis. Adesso parliamo di questo mondo migliore che il vostro marietto ha immaginato, ha sognato. E parto da lontano. L'anno scorso, più o meno, quando ero in giro in moto, perché voi ormai avete capito che il vostro marietto gli piace gironzolare in moto, ero dalle parti di Bologna verso le 6-7 di mattina, stavo seguendo la mia strada tranquillamente, cioè l'autostrada, quando a un certo punto sono arrivato dietro a un camion che portava dei maiali al macello, molto probabilmente. Questi maialini erano tutti stipati appunto in un modo orrendo dentro questi camion e il vostro marietto era dietro e come si dice, stava albeggiando, c'era un odore di fieno sull'autostrada, di campi sull'autostrada, e sentiva questa scia di orrore perché questi animali stavano sentendo ormai che stavano andando alla morte e stavano soffrendo, e chi era dietro sentiva proprio queste energie di sofferenza, di paura e di disperazione di questi animali che ormai stavano andando al macello, alla morte, e loro lo percepivano, e chi era dietro questo camion poteva sentire le vibrazioni negative di terrore che venivano da questo mezzo. E il vostro marietto era dietro e guidava, e anche lui sentiva questa disperazione che usciva da questo mezzo. E mentre ero dietro che guidavo, pensavo un po' quando ero piccolino, verso i 4-5 anni, un giorno il capitano degli Alpini diede un ordine ai miei genitori adottivi di fare una foto in cui questa foto doveva essere fatta da mia zia, e quindi ci fece sedere su un divano mio padre, mia madre adottiva e la sorella di mia madre, fece la foto a noi tre, e mentre stavamo armeggiando comparve a me solamente il capitano degli Alpini di Torino e mi parlò e mi spiegò che un giorno sarei stato forte quando avrei avuto il picchio, la rete e la supercolla. Al che io avrò avuto 5 anni massimo, non sapevo neanche contare, e gli altri non lo vedevano questo uomo, questo signore, no? E questo signore aveva gli occhi così luminosi che quando mi parlava mi impressionò tantissimo, e mi incuriosì cos'era questo picchio, perché non sapevo cos'era un picchio, non sapevo cos'era una rete e non sapevo cos'era la supercolla. Allora, quando questo signore se ne andò, perché comparve e sparì all'improvviso, no? Io chiesi ai miei genitori che cos'era una rete, e l'unica rete che in quel momento lì, cioè più di 52-53 anni fa, si conosceva era la rete degli aranci. Allora presi la rete degli aranci, la continuai a guardare per qualche settimana, la tenevo sempre in mano perché questo signore mi aveva detto che la rete era una cosa importante per il vostro marietto. E poi volevo sapere cos'era un picchio. Il picchio, io abitavo nei boschi e ogni tanto si sentiva questo picchio che picchiettava sugli alberi.
e pensavo che avrei avuto bisogno proprio di un uccello che picchiettava sugli alberi. Allora ero sempre incuriosito quando sentivo dei rumori contro gli alberi, e che questo uccello mi avrebbe aiutato, e non capivo come nel futuro, e visto che quando si è piccolini si intende il futuro dopo 1 anno, 2 anni, non si pensa a 30-40 anni, il vostro Marietto pensava che la cosa si sarebbe risolta subito con la rete degli aranci e il picchio è un uccellino e questa super colla. Passano gli anni e cosa succede? Verso il 1995 il vostro Marietto più o meno avrà avuto 30 anni, tira e molla, e anche forse sì 31 anni, aveva una famiglia, il primo bambino, e a un certo punto venne a trovarla la compagna di un dipendente, un collaboratore del vostro Marietto. E questa diceva di essere una veggente, a che il vostro Marietto non ci crede a queste cose qui. La prima cosa che questa signora disse al Marietto appena lo vide è che mi avevano avvelenato e che è un radiestesista. Poi ci siamo messi a parlare e questa signora ha cominciato a parlarmi tutto il mio passato, che chiaramente io non ricordavo più, mi diceva che ero stato un bel birichino e che nel futuro avrei usato internet. Mi disse: guarda, tu prega Dio che internet non crolli per il semplice fatto perché sennò i tuoi nemici ti faranno fare una brutta fine. E in più mi parlò anche di questo Giorgio Picchi. Io chiaramente non lo conoscevo, e sta di fatto che col tempo poi ho capito che è stato uno dei più grandi divulgatori di radiestesia e che tramite i suoi libri avrei potuto sviluppare ancora le mie conoscenze. E poi di internet, nel senso che avrei in un certo senso divulgato, perché altri, come si suol dire, veggenti mi dissero che avrei dovuto divulgare la radiestesia, e questo tramite chiaramente internet, perché è chiaro, poi col tempo ho capito che la rete degli aranci è nella realtà la rete del web, e quindi di conseguenza avrei usato la rete internet e chiaramente le conoscenze anche di Giorgio Picchi e anche di altri grandissimi radiestesisti. No. Oggigiorno il vostro Marietto praticamente, chiaramente la veggente gli ha detto molte altre più cose al vostro Marietto, ma per farla stretta, quello che doveva fare il vostro Marietto finora è stato fatto, cioè dovevo divulgare la radiestesia per fare in modo che altre persone potessero utilizzarla, e finora il vostro Marietto ha dato più o meno, ha dato la possibilità più o meno di scaricare sui 130.000 ebook, di cui la media è di 10 ebook, scusate, 10 PDF a ebook, e quindi diciamo che siamo su 1.300.000, 1.500.000 di circuiti dati al 90% sono italiane. Chiaramente ci sono stati moltissimi altri stati in cui le persone hanno scaricato questi ebook, ma diciamo che il target principale era ed è italiano, poi inglese e tedesco, perché come vi ho già detto in altre pillole abbiamo avuto degli aiuti di una universitaria che sapeva le lingue e ha tradotto un ebook sia in americano, cioè in inglese, che in tedesco. Quindi diciamo che chiunque scarichi questi ebook e li attivi questi circuiti, sta in un certo senso migliorando il mondo, sta dando una mano ad avere un mondo migliore, e diciamo che tutti insieme stiamo facendo questa catena vibrazionale per rendere il mondo un posto migliore anche per quelli che verranno dopo di noi. Bene, era solamente un piccolo racconto che il vostro Marietto vi voleva dire, e mi viene in mente, e mi è venuto in mente proprio guardando questi maialini che stavano andando a macello e che lasciavano una scena energetica veramente di tristezza, dolore. Però d'altra parte il vostro Marietto era dietro e stava pensando: qui bisogna rendere il mondo un posto migliore, e chiunque, lo ripeto, scarichi gli ebook del Marietto veneziano e li attivi, sicuramente sta facendo qualcosa per un domani migliore. Grazie cari amici, e alla prossima, ciao!